Miei cari amici, buongiorno, buona mattinata, buon sabato 13 giugno 2020, sperando che sia per voi questo giorno, un giorno, o meglio un sabato favoloso, con un buon relax e tanta prosperità e benessere. Ok, allora prima di iniziare, come al solito, come dico sempre io, se avete bisogno di una consulenza col sottoscritto, potete tranquillamente, dico tranquillamente, contattarmi ai numeri che vedete in sovraimpresso nello scrollo, ok? Ed potete avere una consulenza riservatamente, privatamente. Costo 30 euro. Questo è per chiarire le idee, perché tante persone pensano che io stia a perdere tempo o a spazzare, come si usa dire qualcuno. Se invece ci sono tra di voi persone che hanno avuto dei seri problemi di coppia, nel senso sono stati lasciati dai propri compagni, il vostro compagno è andato via con un'altra donna, volete che torni da voi, volete che impazzisca per voi, io posso intervenire con legamenti e ritorni d'amore. Chiamandomi ai numeri sopra impressi nello scrollo, potete spiegarmi la vostra storia, io l'analizzo e poi vi darò una valutazione dandovi una risposta concreta di tempistica, di costi e tutto quanto. Va bene? Andiamo con l'oroscopo del giorno sabato 13 giugno 2020 e andiamo col segno dell'Ariete. Oggi avrete la percezione che qualcosa stia accadendo alle vostre spalle, inciuci, persone che non si fanno i fatti loro, attenzione. Quindi questo logicamente tutto di nascosto senza farvene accorgere. Non è certo detto che il vostro partner vi tenga all'oscuro rispetto a una situazione, ma è meglio tenere gli occhi bene aperti. Lavoro, avrete delle intuizioni durante la giornata, fatene tesoro perché potranno servirvi per le nuove diciamo, situazioni in arrivo. Ok? Quindi aprite gli occhi, valutate bene. Segno del Toro, finalmente riuscirete a guardare avanti e sarà una giornata decisamente positiva sul fronte delle emozioni. Se avete chiuso una relazione d'amore, una nuova conoscenza potrebbe essere dietro l'angolo e voi siete già pronti per una nuova frequentazione. Lavoro, siete aperti ai cambiamenti e a tutto quello che riguarda il nuovo. Siate positivi. Gemelli, sul fronte dei sentimenti oggi vivrete un stato un po' confusionale. Probabilmente c'è qualcosa che non va nella coppia o comunque è iniziata a nutrire alcuni dubbi. In questi casi è importante mantenere alta l'attenzione. Lavoro, delle volte bisogna fermarsi per pensare, soprattutto quando si sta perdendo un po' l'orientamento. Quindi concentratevi. Cancro, che voi stiate vivendo una storia d'amore o una nuova frequentazione, i dubbi difficilmente mancheranno oggi. Avrete voglia di essere decisi, di guardare avanti e fare finalmente delle scelte, anche se spesso vi domanderete il motivo. Lavoro, se si presenterà un nuovo progetto, sarete i primi ad accettarlo, la determinazione è fondamentale. Leone, durante questa giornata dovrete porre molta attenzione ai rapporti, è probabile che qualcuno di molto vicino alla vostra persona non riesca a comprendere fino in fondo i pensieri ed le vostre esigenze. Se qualcuno ha dei problemi sul posto di lavoro, non sempre è consigliabile impicciarsi di quello che non vi riguarda direttamente.
Vergine, in questo periodo sembra che niente vi venga troppo semplice e le vicende sentimentali non fanno eccezione. Sarà forse il caso di fare chiarezza. Sicuramente è importante capire di più. Anche su questo fronte lavorativo che farete chiarezza su una certa situazione che aiuterà a capire pure voi stessi. Bilancia, se vi state godendo una relazione amorosa o siete prossimi a fare il primo passo con una persona importante, sicuramente questo è il giorno giusto. Avete voglia di dedicarvi e dare attenzione, soprattutto se durante la settimana non avete avuto troppe possibilità per farlo. Lavoro, il consiglio giusto per questo periodo è senz'altro quello di evitare di esagerare. Scorpione, oggi è sabato e il vostro umore è assolutamente quello perfetto per affrontare il weekend. Avete immensa voglia di godervi le emozioni e senza pensare troppo. E le emozioni in questione potrebbero essere anche quelle di una nuova conoscenza. Sul campo lavorativo invece avete bisogno di sogni in cui credere. Questa è una giornata giusta per scoraggiarvi, anzi l'impegno sarà comunque fondamentale. Sagittario, siete un po' confusi, è un periodo in cui vorreste avere più certezze, nonostante non riusciate ad avere sereni nemmeno con voi stessi. Oggi le stelle vi aiuteranno a capirne di più circa le vostre esigenze, quello di cui avete bisogno veramente, ma davvero. Lavoro, siete disorientati, la necessità è quella di migliorare innanzitutto la propria persona. Capricorno, sarà una giornata particolarmente positiva perché finalmente vi godrete appieno oggi un'emozione che vi presenterà di fronte all'improvviso. L'umore sarà buono e quindi tutto porta a sperare nelle nuove conoscenze. Sul lavoro da ogni situazione si può sempre trarre un insegnamento importante, fatene tesoro. Acquario, oggi avrete sicuramente bisogno di essere sopportati considerando tutte le vostre titubanze. In questa giornata vi rendete conto che non tutto è per voi, anche quando si tratta di questioni di cuore. Lavoro, tutti abbiamo dei limiti e imparare ad accettarli può farci sicuramente vivere meglio e con maggiore serenità. E infine il segno dei pesci. Sarà una giornata positiva e importante, bisogna beneficiare di tutte le emozioni che si presentano di fronte, ma è anche importante pensare a se stessi. Prendetevi un giorno per fare tutto quello che vi piace. Lavoro, avete energia da vendere e dovete sicuramente approfittare di questa ondata di positività se volete ottenere dei risultati. Benissimo. Signori, e così era l'oroscopo del giorno sabato 13 giugno 2020. Io come al solito vi ringrazio per la vostra squisita gentilezza d'ascolto e vi rinnovo l'appuntamento per domani col nuovo oroscopo. A tutti, che le stelle siano sempre con voi.